Nail, 25enne di Treviso, ricoverata in rianimazione grave. Si tratta di una giovane immunodepressa per una pregressa patologia. Scatta la disinfestazione. Medicine ospedaliere full, nella Marca mancano posti letto e personale di reparto. CGIL sulle barricate, pronte la mobilitazione dei lavoratori al coinvolgimento dei trevigiani. Allarme tubercolosi, con l'ondata migratoria di questi anni la gente torna ad avere paura. Il caso del migrante malato in fuga dal centro d'accoglienza infiamma il dibattito. I trevigiani, più controlli sanitari. Molinetto della Croda, donati oltre 4.000 euro alla Proloco di Refrontono per sostenere le spese legali dopo la tragedia. Li hanno raccolti i volontari delle sagre delle province di Treviso, Venezia e Pordenone. Minori che bevono spritz al bar prima di entrare in classe, la denuncia di un genitore alla polizia locale di Mogliano. Il comune, ci sono controlli, li intensificheremo. Nuovo sfogo dell'ex magistrato Carlo Nordio, in diretta 20:10 sul caso di Ciotti. Ha detto: se il PM di Agrigento si reca in visita alla nave ha il dovere di interrompere quello che ritiene un reato. Perché non l'ha fatto? Racket dei rifiuti presi da stranieri che stazionano ai vari CERD della Marca. Sequestrato dai vigili di paese un intero container in partenza per l'Africa. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri TG. L'avete sentito dai titoli: il nuovo caso di West Nile nella Marca. Si tratta di una ragazza di 25 anni, immunodepressa per un'altra grave patologia, che ora è ricoverata in rianimazione all'ospedale Ca' Foncello. Avviata la disinfestazione nel paese di residenza della giovane. Sentiamo. West Nile, nuovo caso nella Marca, e questa volta ad essere infettata dal virus trasmesso dalle zanzare è una ragazza di appena 25 anni ricoverata in rianimazione all'ospedale Ca' Foncello. È una ragazza di 25 anni che aveva un'importante patologia ematologica, quindi già seguita dall'ospedale di Treviso. È arrivata in malattie infettive, subito dopo è stata trasferita in rianimazione perché già presentava dei segni importanti di encefalite. Dopo la conferma dalle analisi è scattata subito la segnalazione per avviare la disinfestazione nel paese di residenza della giovane, un comune nell'immediata periferia di Treviso. Immediatamente quando abbiamo la diagnosi avvertiamo l'igiene pubblica che si preoccupa di fare un intervento di disinfestazione nel luogo di residenza della paziente. Cresce in numero esponenziale il numero di persone contagiate dal virus, centinaia in Veneto, una delle regioni più colpite, ed il numero di vittime sale a 13. Nell'80% delle persone contagiate la malattia è asintomatica, ma in alcuni casi, circa 1 ogni 1000, il virus può causare encefalite anche letale. Quest'anno abbiamo dei numeri più importanti. Ricordiamo che in ambito europeo c'è stato un incremento del 300%, che ha coinvolto anche la nostra zona. Ci preoccupa perché per questo numero elevato di pazienti, però ricordiamo che quasi la totalità sono sempre pazienti immunodepressi. A rischio soprattutto le persone debilitate ed immunodepresse, per le quali valgono ancor più le raccomandazioni dei sanitari al fine di evitare le punture di zanzara. Usare i repellenti nelle zone in cui c'è una densità elevata di zanzare, usare vestiti, camicie e pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, cercare di utilizzare le zanzariere e svuotare i contenitori dove c'è l'acqua. Ricordiamo i sottovasi per i fiori, le ciotole per i cani. Ecco, non sottovalutiamo queste azioni. Medicine ospedaliere full, mancano posti letto e personale di reparto. CGIL sulle barricate, tanto da annunciare di essere pronti alla mobilitazione dei lavoratori e al coinvolgimento dei trevigiani. Per Ivan Bernini della funzione pubblica della CGIL, le medicine degli ospedali della Marca sono al collasso. Adesso basta, dice, o si interviene strutturalmente o blocchiamo i reparti, coinvolgendo nella protesta i trevigiani. Uno sfogo arrivato dopo
dopo l'ennesima presa d'atto della situazione. Continuano a mancare infermieri, medici ed operatori sociosanitari e i posti letto non sono sufficienti a rispondere alle esigenze dell'utenza. Ci sono reparti per i quali sono previsti 44 posti letto e si registra una media costante di 65 ricoverati, una situazione insostenibile. Finora i lavoratori sono stati più che responsabili, ma se le cose non cambiano subito bloccheremo i reparti e sarà mobilitazione, conclude il sindacalista della CGIL. E dopo la fuga di un malato di tubercolosi da un centro di accoglienza per migranti nel Vicentino si è tornati a discutere del rischio di ritorno di epidemie considerate debellate da tempo, come appunto la TBC. E certo la notizia desta tra la gente quantomeno attenzione. Sentiamo. Penso che prega a Dio che non venga a Mogliano, speriamo che stia a Vicenza. Tornare da TBC non è un problema, non credo che sia un problema, però sti ragazzi che vengono qui, scappano, vanno là, cosa fanno? Bisogna che rubano, non hanno altro da fare. Secondo me è un caso, bisogna rinforzare i controlli. Da cercarlo per non contagi altre persone, soprattutto perché viviamo in un mondo qua e c'è tante malattie così improvvise che non sappiamo come salvarsi. Non è il massimo sicuramente, bisognerebbe trovarla più presto. È infettiva questa cosa. Sì. Allora bisogna trovarla più presto. Perché non sono controllati questi centri di accoglienza, quindi nel momento in cui accogliamo 10 migranti dobbiamo essere in grado di controllare i 10 migranti. Penso che sia un fatto che si può risolvere senza molti problemi. L'importante è non creare allarmismi eccessivi. Preoccupante veramente per gli emigrati più che altro. Speriamo bene. Nuovo sfogo dell'ex magistrato Carlo Nordio che in diretta a 20:10 ieri sera sul caso della Diciotti ha detto: se il PM di Agrigento si reca in visita alla nave ha il dovere di interrompere quello che ritiene un reato. Perché non l'ha fatto? Sentiamo. È il pubblico ministero di Agrigento che ha contestato al ministro Salvini il reato di sequestro di persona. È andato a visitare la nave dei sequestrati e sì, sotto la televisione eccetera. Ora il codice di procedura penale dice che la polizia giudiziaria e il pubblico ministero che ne è il capo hanno il dovere di evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, cioè hanno il dovere di interrompere, di impedire il proseguimento del reato. Ora io non riesco a capire come mai, se questa azione di Salvini avesse costituito, fosse reato di sequestro di persona, il magistrato abbia continuato sotto i suoi occhi a lasciare che le cose stessero come stavano. Certo. Avrebbe potuto, ma direi dovuto, sequestrare lui la nave con un sequestro giudiziario, un sequestro preventivo, insomma un sequestro suo, e liberare gli ostaggi. Cioè, sarebbe stato come se io avessi trovato un sequestrato in casa, fosse andato a guardare. Ecco, ripeto, è un dovere del PM evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. Questa è una domanda che fino adesso non è stata posta. Inizio dell'anno scolastico e questione delle vaccinazioni obbligatorie. È stata trovata una soluzione al caso del bimbo trevigiano trapiantato, costretto a rinunciare ad andare a scuola perché nella sua classe c'erano dei compagni non vaccinati. Sentiamo. È voluta andare a fondo la direzione dell'ULSS 2 sul caso del bambino di 8 anni trapiantato per una leucemia, costretto a rimanere a casa da scuola perché nella classe a cui era destinato ci sono dei compagni non vaccinati. Caso salito alle ribalte nazionali dopo lo sfogo su Facebook della pediatra castellana Oriana Maschio, e rispetto al quale l'azienda sanitaria in queste ultime ore si è mossa per dare una risposta tempestiva. Proprio ai nostri microfoni lo stesso governatore Luca Zaia aveva fermamente ribadito che ciascun bambino deve poter andare a scuola.
scuola. L'ULSS 2 ha quindi verificato la situazione di questo ragazzino, così da trovare in accordo con la scuola una soluzione per fargli frequentare le lezioni. Il bambino è della provincia di Treviso, per cui è compito nostro, dei nostri servizi igiene, dei nostri pediatri, nel momento in cui il bambino aveva fatto il suo percorso terapeutico, in accordo con la scuola, che ringrazio sempre per la disponibilità, trovare il sistema di inserire il minore all'interno di una classe di bambini vaccinati, per cui abbiamo la collaborazione della scuola, come abbiamo fatto già per un altro caso, noi siamo a disposizione per fare anche per questa azione per questo minore. Una soluzione che per il direttore generale può servire per prevenire altri casi in futuro o risolverli tempestivamente. Assolutamente sì, finché resta questa legge credo che questa sia la soluzione ideale, sempre collaborazione ULSS scuola e famiglia ovviamente. Botte alla convivente e ai figli minorenni, addirittura un coltello puntato alla pancia della donna per obbligarla ad avere rapporti sessuali finché lei non ha avuto il coraggio di denunciare. Il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di un giostraio residente in via Bindoni a Treviso di essere rimesso in libertà. Il quarantenne si trova attualmente in carcere dopo che la sua compagna ha riferito alle autorità delle violenze fisiche e psicologiche subite, minacce di morte, sfiorate, quindi le violenze sessuali e le botte. Spritz al bar alle 9 del mattino prima di entrare in classe, ragazzini, secondo un genitore che a Mogliano Veneto ha sollevato un polverone. Sentiamo. Cerchiamo di lavorare insieme in modo tale che questi nostri ragazzi non abbiano come interesse principale quello di bere un alcolico alle 9 di mattina prima di entrare a scuola. Lancia un monito il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena, dopo la bufera sollevata su Facebook da un genitore che ha raccontato di aver visto 3 ragazzi del liceo Berto entrare in classe dopo essersi fermati al bar a bere uno spritz alle 9:30 del mattino. Minorenni, secondo quanto riferito dal genitore, ma il gestore del bar in questione smentisce. Ieri mattina sono presentati 3 ragazzi delle scuole superiori qua del liceo Berto e hanno chiesto 3 spritz. I ragazzi sono 2 ragazzi, 2 di 18 anni e 1 di 19, che sono appunto, fortunatamente abbiamo avuto la testimonianza anche della loro professoressa di educazione fisica che testimonierebbe a nostro favore, che erano qui ed erano gli unici 3 che alle 9:30 di mattina avevano ordinato appunto i 3 spritz o i 2 spritz e il prosecco. In caso di dubbi viene sempre richiesto un documento d'identità, prosegue il barista, come accade anche in altri locali del centro di Mogliano. A superalcolici sicuramente no e nemmeno alcolici si vendono ai minorenni, qua non lo facciamo. Se siamo maggiorenni la birretta e sprizzetto, ma altrimenti nient'altro. E alla responsabilità di fronte ai giovani e ai giovanissimi il sindaco richiama proprio i titolari dei bar. Questo di chiedere il documento d'identità nel momento in cui viene richiesta la somministrazione di un alcolico viene già fatto da alcuni gestori. Ecco che quindi io faccio appello a tutti i gestori dei bar del centro e non solo di porre molta attenzione a questa cosa qui. Chiedete il documento di identità. Un altro appello va rivolto alle famiglie, ai genitori. Controlliamo con attenzione i nostri ragazzi, cerchiamo di capire quali sono le abitudini, cerchiamo di capire che uso fanno dei soldi che diamo e quindi no. Quindi cerchiamo di dare di lavorare insieme. Sì, perché al di là della violazione delle norme, del fatto che fossero minorenni o meno, resta che 3 ragazzi appena 18enni sono andati a bersi uno spritz al mattino presto, addirittura prima di entrare in classe. Il fenomeno dell'alcolismo, che sicuramente è un fenomeno che si sta sempre più diffondendo, quindi rafforzando tra i minori, bisogna che lo teniamo sotto controllo, lo gestiamo e se possibile indirizziamo anche diversamente questi nostri giovani. Molinetto della Croda, donati oltre 4.000 euro alla Proloco di Refrontolo per sostenere le spese legali dopo la tragedia di 4 anni fa. Li hanno raccolti i volontari delle sagre delle province di Treviso, Venezia e Pordenone ieri sera, riuniti a Conegliano alla festa delle associazioni. Vediamo. È giusto consegnare, siamo poco formali ma concreti, il pacchetto di soldi raccolti questa sera a Walter, e nel sacchettino ci sono anche le monetine,
Questi soldi li verserà lui direttamente nel conto corrente per pagare le spese legali. Grazie. 4.680 euro consegnati a Walter Scapol, presidente della Proloco di Refrontolo, per affrontare le spese legali nel procedimento che lo vede coinvolto assieme al Consiglio della Proloco dopo la tragica alluvione sulla Festa degli Omi che costò 4 anni fa la vita a 4 persone. Il denaro è stato raccolto attraverso una lotteria alla Festa delle Associazioni a Campolongo di Conegliano, alla quale hanno partecipato oltre 650 volontari delle province di Treviso, Venezia e Pordenone. Presente anche il presidente della regione Zaia, che ha ribadito tutto il sostegno del Veneto ai volontari. Però non può passare il principio che chi fa volontariato sia trattato come un delinquente. Mi sembra chiaro questo, no? Capisco la giustizia, capisco fino in fondo il trauma delle 4 famiglie che hanno visto perdere 4 familiari, 4 sono stati morti di Refrontolo, però è pur vero che le responsabilità non si devono cercare nel presidente della Proloco o nel tecnico comunale da qualche altra parte. Quella notte c'è stata una bomba d'acqua, in piazza Refrontolo non pioveva e al Mulinetto pioveva, questa è la verità. La festa, organizzata da Roberto Basso, ha voluto così dimostrare in modo tangibile la vicinanza a Scapol, che visibilmente commosso ha ringraziato. Volevo aggiungere solo una cosa: se passate da Refrontolo e visitate il Mulinetto della Croda, c'è da pagare un biglietto di 3 euro. 1 euro viene devoluto alla Proloco di Refrontolo sempre per le cause. Purtroppo non ci sono solo io, c'è tutto il Consiglio della Proloco, a parte a livello civile. Per quanto riguarda il penale sono me. Quindi è una causa molto dura, lunga, stressante, speriamo di darcela fuori. Torniamo a parlare di scuola. Al via, ieri vi abbiamo raccontato com'è andata nel primo giorno, portandovi il caso delle elementari di via Salsa a Treviso, con una sola classe prima di pochissimi alunni, che riporta in evidenza il problema della denatalità, su cui siamo andati a sentire l'amministrazione comunale di Treviso. Ciao, sei pronta per andare a scuola? Sì. Anna, primo giorno di scuola, prima elementare? Sì. Non hai un po' di paura? No. Piccoli volti e voci raccolte al primo giorno di scuola alle elementari Giovanni Pascoli di via Tommaso Salsa a Treviso, una sola sezione, i contratti e storie che rimandano al mondo intero, ma che fanno interrogare anche sulla denatalità, fenomeno comune alle scuole elementari del territorio e non solo del capoluogo. Se le superiori vivono il boom della generazione nata quando ancora di figli se ne facevano, alle elementari il nodo denatalità è evidente e non da ora. Ci sia questo calo è inevitabile, cioè nel senso, o comunque ne abbiamo preso atto tutti, c'è proprio un calo demografico, c'è uno spostamento da una scuola anche all'altra dovuto proprio anche a una situazione contingente, cioè genitori, nonni, dove quindi ovviamente per problemi di lavoro ci si delocalizza, magari rispetto al proprio quartiere, quindi sono tanti fattori. Sicuramente il fattore del calo demografico incide perché le classi si svuotano. Servono politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità, ribadisce l'assessore all'istruzione di Cassugana, e in questo il capoluogo potrebbe fare da capofila. Io l'ho sempre detto, lo sosterrò sempre, ho 3 figli e se noi non iniziamo veramente ad incidere con politiche familiari diventerà sempre più difficile. Questi giovani che già sono risicati diventeranno sempre di meno. E quindi il problema è un po' sostanziale, bisogna partire a monte per arrivare a far risalire i numeri nelle scuole, perché la volontà secondo me c'è, il problema è che ci deve essere una politica che fa sì che i nostri giovani siano in grado di guardare al futuro e di poter anche mettere in bilancio giustamente un ampliamento di famiglia con i figli. Non credo che non ci sia la volontà di farli i figli, il problema è che responsabilmente, noi fortunatamente ragioniamo ancora in modo responsabile, non è che li facciamo e dopo aiuto, vedremo chi ci aiuterà. Li facciamo tenendo conto che dopo dobbiamo anche rispondere, insomma, con responsabilità alle esigenze che richiede un bambino o comunque insomma un individuo che si aggiunge in famiglia.
Parliamo ora di violenza sulle donne, perché sono ben 54 le donne vittime di violenza che nel corso del 2017 si sono rivolte ai consultori familiari del distretto Pieve di Soligo dell'ULSS 2. Tra queste 16 erano minorenni. Questo è il dato che emerge alla vigilia dell'avvio del corso. La fragilità violenta degli uomini, le parole per raccontarla, le azioni per contrastarla, organizzato dall'ex ULSS 7 per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, facilitare la comprensione del problema, approfondire le conoscenze. Molto rimane purtroppo ancora da fare. Buona parte delle ragazze e delle donne vittime di violenza, in particolare quelle straniere, non chiedono aiuto e non denunciano i propri aggressori. Di contro, lo scorso anno sono stati 3 gli autori di violenze che hanno chiesto aiuto agli specialisti per porre fine ai loro comportamenti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri notiziari. Nuovo sfogo dell'ex magistrato Carlo Nordio, che in diretta a 20:10 ieri sera sul caso di Ciotti ha detto: se il PM di Agrigento si reca in visita alla nave ha il dovere di interrompere quello che ritiene un reato. Perché non lo ha fatto? Sentiamo un estratto della trasmissione. Il pubblico ministero di Agrigento, che ha contestato al ministro Salvini il reato di sequestro di persona, è andato a visitare la nave dei sequestrati e sì, sotto la televisione eccetera. Ora il codice di procedura penale dice che la polizia giudiziaria e il pubblico ministero che ne è il capo hanno il dovere di evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, cioè hanno il dovere di interrompere, di impedire il proseguimento del reato. Ora io non riesco a capire come mai, se questa azione di Salvini avesse costituito, fosse reato di sequestro di persona, il magistrato abbia continuato sotto i suoi occhi a lasciare che le cose stessero come stavano. Certo. Avrebbe potuto, ma direi dovuto, sequestrare lui la nave con un sequestro giudiziario, un sequestro preventivo, insomma un sequestro suo, e liberare gli ostaggi. Cioè, sarebbe stato come se io avessi trovato un sequestrato in casa, fosse andato a guardare. Ecco, ripeto, è un dovere del PM evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. Questa è una domanda che fino adesso non è stata posta. Corrispondenza consegnata in ritardo a Cornuda, comprese le bollette di servizio che proprio voi telespettatori ci avete segnalato. Abbiamo sentito la replica di Poste Italiane. Dovremmo sicuramente capire adesso di cosa si tratta, se è una questione che riguarda la mancanza di personale durante il periodo estivo oppure se è qualcosa che va avanti da tanto tempo. Così ai nostri microfoni il sindaco di Cornuda, Claudio Sartor, sui ritardi nella consegna della posta nel suo comune, denunciati dai cittadini che hanno chiamato la nostra emittente per cercare di capire come mai da settimane bollette raccomandate arrivano a rilento. Oggi ho pagato una bolletta scaduta. Mi è arrivata ieri pomeriggio. Quella dell'Enel mi è arrivata una settimana più tardi. E poi dipende. Niente, si paga in ritardo. Raramente arriva la posta, sì. Un problema oggettivo che Poste Italiane, da noi interpellata, non smentisce, ma rassicura però i cittadini. Il problema, dicono dalla sede regionale di Mestre, può considerarsi superato. Al momento, ci hanno risposto, il servizio a Cornuda è garantito dal personale aziendale in tutte le zone di recapito e non si registrano giacenze di corrispondenza. Andando un po' più a fondo, scopriamo che a influire sui tempi di consegna della corrispondenza ci sono stati sia l'eccezionale numero di raccomandate inviate ai cittadini veneti durante i mesi estivi, principalmente da parte di enti pubblici, sia il turnover di personale che gli uffici postali del territorio hanno vissuto tra luglio e agosto. Dal canto suo la società invita i cittadini ad agevolare i portalettere, comunicando alle aziende di luce, gas, acqua e telefono il proprio indirizzo esatto e indicandolo correttamente sulle cassette postali che a loro volta devono essere accessibili.
L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzana ha incontrato nella sede della Regione Veneto i rappresentanti sindacali di Pastazzara, il pastificio di Riese Pio X che si sta accingendo a presentare la proposta definitiva di concordato preventivo. Durante l'incontro l'assessore ha auspicato che azienda e organizzazioni sindacali condividano un piano di rilancio aziendale che consenta a Pastazzara di continuare ad essere azienda leader nel settore. L'assessore ha peraltro garantito che un accordo tra le parti verrà supportato dalla Regione con tutti gli strumenti disponibili di propria competenza. Racket dei rifiuti presi ai CERD, sequestrato dai vigili di paese un intero container in partenza per l'Africa. 2 tonnellate di rifiuti stipati in un container pronti per essere spediti in Africa, materiale che era stato portato nei CERD del Trevigiano per essere buttato e che invece un 55enne originario del Burkina Faso aveva accatastato sotto una baracca in via Ungarine a Castagnole, una sorta di discarica temporanea in attesa di inviare il materiale in patria in Africa e non per solidarietà. Il carico, come ha poi appurato la polizia locale di paese, sarebbe entrato nel flusso gestito dal racket dei rifiuti attraverso il porto di Genova. Avrebbe fruttato al 55enne, cioè un guadagno. Sono stati dei cittadini a segnalare ai vigili il grosso quantitativo di materiale stipato sotto la tettoia. Elettrodomestici, biciclette, abiti, giocattoli, rifiuti posti ora sotto sequestro, mentre lo straniero è stato denunciato. Dalle indagini risulterebbe che era a capo di una rete di immigrati che presidiavano gli ecocentri della Marca per recuperare quanta più roba possibile. Non è la prima volta che la polizia locale di paese compie un'operazione di questo genere. Già in passato era riuscita a bloccare un container arrivato al porto per essere imbarcato. Una notizia di servizio, perché Autovie Venete ricorda che l'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano sarà chiusa nella mattinata di domenica 16 settembre per 4 ore dalle 6 alle 10 nel tratto tra Sacile Ovest e Godega di Sant'Urbano in entrambe le carreggiate. Lo rende noto appunto Autovie Venete spiegando che la chiusura è necessaria per svolgere alcuni interventi sulla linea elettrica in totale sicurezza. Ed era questa l'ultima notizia per oggi da Treviso, grazie per essere stati con noi. Tra pochissimo torna 20:10, ospite in studio di Ferdinando Avarino, il sindaco di Treviso, Mario Conte. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo, giornata lievemente instabile sulle nostre regioni, anche con qualche precipitazione associata. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo a due facce oggi, più soleggiato e prevalentemente asciutto in pianura, sia pure con presenza di molte nubi, instabile con rischio di rovesci e temporali sulle aree montuose. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra i 24 e i 30 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Molte nubi oggi su questa regione con alta probabilità di precipitazioni nel corso della giornata, soprattutto su Udinese e Pordenonese, mentre altrove sarà in genere più asciutto. Vediamo anche le temperature. Le minime saranno comprese tra 19 e 21 gradi. Le massime oscilleranno invece tra 26 e 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige, condizioni di instabilità nella giornata odierna su questa regione, rovesci e temporali saranno frequenti, sia pure alternati a schiarite soleggiate. Fenomeni più probabili nel pomeriggio. Diamo un'occhiata anche alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi. I valori massimi risulteranno invece intorno ai 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.